Sindaco, lei ha aperto questo tavolo parlando della necessità di trovare delle soluzioni concrete e soprattutto pratiche per consentire che in questi luoghi si continui a vivere tranquillamente. Assolutamente sì, insomma questo è il principio. Apro una parentesi, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa triste vicenda, insomma, perché di questo si tratta, insomma, in piena stagione turistica, un danno di immagine incredibile e un danno economico, anche sto immaginando tutte le persone che devono andare a Cortina, che attraversano, eccetera, che hanno avuto veramente un danno. Però questa potrebbe essere proprio l'occasione per dire quella è una situazione critica che deve essere risolta con delle misure strutturali e questo l'ho chiesto al tavolo e questo lo chiederò a tutti i tavoli cui verrò chiamato. Un'infinita sommatoria di problemi, dal monitoraggio della frana di Cancia al materiale contaminato e adesso anche alla frana. Abbiamo l'emergenza nell'emergenza e dopo qua dobbiamo gestire tutto e diventa veramente complesso perché adesso se dovesse attivarsi una frana a Cancia e una frana e non abbiamo ancora rimosso il materiale, quello che è sceso a valle da Croda Marcora, diventa veramente un problema e quindi un'ulteriore emergenza. Questo è quello che sta succedendo. Adesso dobbiamo trovare le soluzioni, hanno fatto il sorvolo con l'elicottero, vedremo cosa emerge da questo sopralluogo dei tecnici e prenderemo le giuste decisioni. Certo è che su quel canale che si è formato nuovo scorre anche molta acqua e quindi il problema sarà eliminare l'acqua da quel canale e portarla al Boite e c'è anche tanto trasporto solido su questo canale, quindi va trovata la soluzione.